Maxi operazione antidroga dei Carabinieri di Venezia nella zona di Via Piave a Mestre, Marghera, 27 indagati, 1000 clienti segnalati e scoperto il laboratorio della droga. Soddisfatti ma non troppo i residenti di Via Piave, secondo cui il fenomeno si sposta altrove per ripresentarsi in zona tra qualche tempo. A Eraclea c'era un fenomeno importante di criminalità organizzata, ma non la mafia. Il giorno dopo la sentenza nel cosiddetto processo ai casalesi parla il sindaco Nadia Zanchina, che dice il paese è pronto a voltare pagina. Rubate a Chioggia 6 biciclette del servizio di bike sharing. Infuriato il sindaco Mauro Armelao: è inaccettabile, si tratta di un danno alla collettività. Pubblicato il bando per 250 posti auto al garage comunale di Piazzale Roma, al centro di polemiche politiche per i tempi di uscita. Il bando è, secondo l'assessore Boraso, un'iniezione positiva per chi vive e lavora a Venezia. In meno di 10 anni nelle RSA veneziane serviranno altri 800 posti letto per anziani non autosufficienti che non riusciranno a pagare la retta. Emerge da una ricerca commissionata da FNP Venezia. Il patriarcato sostiene un concorso sull'ecologia dedicato agli studenti delle superiori, dall'acqua agli edifici, dall'energia all'agricoltura e alla mobilità. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. La cronaca in primo piano per questa edizione di Venezia con una maxi operazione contro lo spaccio di droga, teatro Via Piave a Mestre, ma ci racconta tutto Ilaria Marchiori. Maxi operazione antidroga da parte dei Carabinieri qui nella zona di Via Piave a Mestre, poco distante dalla stazione, ma anche a Marghera. Un'indagine partita nel 2018, 1200 gli episodi documentati. Sull'1 e mezza qui per Via Piave c'erano le pattuglie dei Carabinieri che sfrecciavano molto velocemente a sirene spiegate. Non si capiva per quale motivo, diciamo, perché non si vedeva traffico a quell'ora. Però ci voleva, perché era troppo tempo che qui eravamo senza un qualcosa di massiccio, ecco, fatto su Via Piave. 27 le persone indagate non solo in terraferma ma anche nelle zone di Padova, Treviso, Udine, Belluno e Pordenone, tutte ritenute responsabili di attività di detenzione e spaccio di stupefacenti. Segnalati alla prefettura circa 1000 consumatori che arrivavano a Mestre da tutto il nord-est. La lunga indagine eseguita dalla sezione operativa della Compagnia di Mestre, iniziata nell'ottobre 2018, si è conclusa dopo 4 anni. Tutto è partito dall'arresto di un 42enne tunisino trovato con 300 grammi di eroina. Poi la scoperta nel 2019 di un laboratorio clandestino col conseguente arresto di 3 persone di origine albanese e sequestro del materiale. I pedinamenti e le osservazioni nei mesi hanno permesso di documentare circa 1200 episodi di spaccio e ricostruire il giro della compravendita di droga, portando all'arresto in flagranza di 11 persone. In totale sono stati sequestrati 2 kg di eroina e 1 chilo di marijuana. Per 11 persone disposta la custodia in carcere, per 5 i domiciliari, per 11 il divieto di dimora a Venezia. In mattinata è arrivato il plauso del prefetto di Bari e dell'amministrazione comunale. Chi spaccia droga vende morte, per questo deve essere assolutamente fermato. I miei ringraziamenti vanno alla Compagnia dei Carabinieri di Mestre, al comando provinciale e a tutte le donne e gli uomini che lavorano quotidianamente nel nostro territorio per darci la sicurezza. Un risultato che arriva all'indomani dell'annuncio da parte del sindaco Brugnaro di un potenziamento dei servizi in aiuto ai tossicodipendenti e l'attivazione di un'operazione per intercettare i consumatori provenienti da fuori città e segnalare le loro situazioni ai comuni e alle ASL di provenienza. Con oggi, aggiunge Brugnaro, noi non molliamo e non molleremo. A Eraclea c'era un fenomeno importante di criminalità organizzata, ma non c'è la mafia. Il giorno dopo la sentenza nel cosiddetto processo ai casalesi parla la sindaca di Eraclea Zanchina. Ora siamo pronti a voltare pagina. Queste le sue parole. Il dispositivo che è stato letto ieri è abbastanza importante, ci sono state delle condanne importanti, questo ci fa riflettere anche sul fatto che non dobbiamo abbassare assolutamente la guardia sul territorio, indipendentemente dal tipo di associazione che è stata riscontrata. Adesso noi la vediamo come una ripartenza. In carica dal settembre del 2020, l'avvocato Nadia Zanchin è la prima donna sindaco di Eraclea, ma è soprattutto la prima sindaca eletta dopo l'indagine che nel 2019 aveva portato al commissariamento del comune.
Nell'aula bunker di Mestre, Zanchin era presente alla lettura della sentenza che dopo circa 140 udienze in 3 anni ed una settimana di Camera di Consiglio ha disposto per i 46 imputati a processo 31 condanne con pene dai 2 ai 26 anni, 8 assoluzioni e 7 prescrizioni. Come amministrazione e come comune la cosa più importante è il mancato riconoscimento di un'associazione mafiosa sul territorio e questo è l'aspetto che come comune ci interessa di più. Ad Eraclea si riparte da qui per voltare pagina e tornare alla normalità che questa cittadina, che vanta una storia antecedente l'arrivo dei Romani ed era finora conosciuta soprattutto per le sue spiagge, si era persa nel 2019. Sicuramente il danno all'immagine c'è stato, sicuramente non è facile cancellare un marchio che per mesi qualcuno ha voluto dare, perché effettivamente qualcuno ci ha abbinato alla mafia. Ed ecco anche la voglia di ripartire, ecco perché siamo ancora più determinati nel ripartire. Luciano Donadio, ritenuto il boss dei casalesi ad Eraclea, è stato condannato a 26 anni e 3 mesi di reclusione. L'ex sindaco Mirko Mestri invece è stato assolto, un dato che Zanchin sottolinea con soddisfazione. Ma un altro ex sindaco, Graziano Teso, è stato condannato in Cassazione a 2 anni e 2 mesi al termine del processo con rito abbreviato che aveva scelto assieme ad altri 16 imputati, un processo che ha invece riconosciuto l'associazione di stampo mafioso. A qualcuno avrebbe da chiedersi, ma c'è o non c'è allora questa associazione mafiosa? Da una parte dicono di sì, dall'altra di no. Guardi, io dico che il Tribunale, seppur sia ancora in primo grado, quindi andiamo ancora abbastanza cauti, ha riconosciuto che non c'è ed è fatto su un procedimento in tutte le sue fasi, quindi sentendo tutte le posizioni e valutando bene tutto quello che è stato riscontrato, fornito sia da una parte che dall'altra. Restiamo nel Veneto orientale. A San Donna di Piave la polizia locale ha fermato una trentenne di Marostica senza fissa dimora in sella a una bici probabilmente rubata che dentro allo zaino aveva 16 bottiglie di liquori, 8 confezioni di caffè, 32 scatolette di tonno per un valore complessivo di 280 euro appena rubate da un supermercato. Gli è stato per questo notificato un ordine di allontanamento dal comune di San Donna di Piave per 1 anno. Ritorniamo in laguna a Venezia, dove è stato pubblicato sul sito del comune un bando molto atteso che riguarda 250 posti auto al garage comunale di Piazzale Roma. Finalmente ce l'abbiamo fatta. L'amministrazione comunale di Venezia finalmente troverà nel sistema online il bando per l'autorimessa comunale. Da oggi è disponibile sul sito del Comune di Venezia il bando per l'assegnazione di abbonamenti ordinari al garage comunale di Piazzale Roma. Saranno assegnati 175 posti auto a persone fisiche con residenza anagrafica nella Venezia insulare, di cui 12 riservati a persone titolari di contrassegno disabili. Altri 75 posti sono riservati a persone giuridiche, enti, associazioni, attività commerciali, artigianali, professionali e lavoratori autonomi con principale sede operativa a Venezia. Abbiamo deciso di avere un tempo sufficientemente necessario, praticamente 90 giorni, in cui chi vuole può partecipare all'affidamento tramite bando di uno di questi posti messi a disposizione dall'amministrazione comunale. È stato un lungo percorso, difficile, questo va detto. Abbiamo ovviamente dovuto ricostruire tutta la disponibilità dei posti auto. Un riferimento quest'ultimo che presumibilmente chiama in causa le polemiche che i tempi del bando avevano provocato in Consiglio Comunale. In ogni caso, per l'assessore Boraso, il bando può essere definito come un'iniezione positiva a favore di tutte quelle persone che con coraggio e fiducia rivolgono la loro attenzione verso Venezia e le sue isole, non solo quale luogo di residenza, ma anche di lavoro e studio, in sostanza di vita quotidiana. Ribadiamo un concetto semplice: solo i residenti nel centro storico Isole possono partecipare a questo bando e per la prima volta nella storia di questi bandi diamo un punteggio calmierato sulla base dell'anzianità di residenza in centro storico di Venezia. 6 biciclette, di cui 5 elettriche e una muscolare, parte della flotta del servizio di bike sharing, sono state rubate a Chioggia. È un fatto inaccettabile, ha detto il sindaco Armelau. Si tratta di un danno alla collettività e che nuoce anche all'immagine della nostra città. Questo è un servizio molto apprezzato dai turisti e avere un parco bici decurtato di mezzi non ci consente di fornire ai visitatori tutto il ventaglio di possibilità che offre al pubblico la nostra bella località. Le parole di Armelau, tanto
tanto per avere una dimensione ogni bici elettrica costa all'incirca 1.900 euro. Così dunque a Chioggia. Vi diamo conto adesso di un allarme preciso che arriva dal mondo delle case di riposo della provincia. Entro il 2030 nelle RSA veneziane serviranno altri 800 posti letto per anziani non autosufficienti che non riusciranno a pagare la retta. Il dato, insieme a molti altri, emerge da uno studio commissionato da FNP Venezia per mappare i centri servizi in relazione alle previsioni demografiche e la provincia di Venezia raggiunge il primato. Spicca Venezia tra le province del Veneto come rapporto di posti letto privati sul totale. Siamo al 64% con un forte incremento in un periodo oltretutto molto limitato. In soli 4 anni è cresciuto di 7 punti percentuali questa presenza del privato sui posti letto delle RSA. Ovviamente poi il tutto va rapportato alla popolazione di over 65 e quindi ai possibili non autosufficienti che in 40 anni è più che raddoppiata, si è passati da 100.000 a 200.000 in provincia di Venezia. Il dato che emerge con più evidenza è la privatizzazione del settore. Dal 2016 al 2020 infatti Venezia è stata la provincia del Veneto che ha fatto il salto maggiore verso il privato, passando dall'offrire il 56,9% dei posti letto al 63,8%. Ci stiamo rendendo conto che la Regione non sta controllando il sistema. Il pubblico un po' alla volta viene recuperato dal privato, la Regione su questo non dà segnali, non fa capire di essere nel pezzo e quindi noi ci troveremo con una sanità che sarà di fatto privata, fatto un po' alla volta, pezzettino per pezzettino, e quando ce ne renderemo conto ormai il sistema è in mano ai privati. Pubblicità, a fra poco. Di nuovo in diretta per raccontarvi di una iniziativa del Patriarcato di Venezia dedicata agli studenti delle scuole superiori. Una specie di laboratorio, il tema è l'ecologia, i protagonisti sono gli studenti delle scuole superiori di tutto il Veneto e non solo del veneziano. L'idea di questo concorso è provare a fare in modo che i giovani, aiutati dai loro docenti, dai loro educatori, possano provare a studiare, a elaborare e a costruire delle proposte, dei percorsi, delle anche idee nuove per costruire una nuova cultura della sostenibilità, della cura del creato, una nuova cultura anche della vita comune e della vita sociale. Il tema è l'ecologia integrale, una proposta intellettuale, scientifica, spirituale, fatta da Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si. Per il concorso ci sono schede progettuali su vari temi che prevedono l'accompagnamento di un tutor e il coinvolgimento di Ca' Foscari e di altre università e imprese, dall'acqua agli edifici, dall'energia alla mobilità. Lo scopo è rendere i giovani protagonisti. Nelle parrocchie non è più scontato averne tanti, magari ci sono, ma vanno riportati al centro. Diamo una mano concretamente ad entrare nel mondo accademico e scolastico, mettendo a fuoco che non c'è solo un aspetto progettuale, profetico, futuro, che questi giovani sono chiamati a mettersi in gioco. Prima di tutto ci sono loro come protagonisti, come uomini, come donne, come esseri umani che hanno bisogno anche di guardare a quel valore che sono. Ora si può già manifestare interesse per il concorso, che prenderà il via vero e proprio nel prossimo autunno. E a Venezia si guarda già alla festa del cinema. A Lido è arrivato il direttore Barbera, lo ha intervistato per noi come sempre in esclusiva Lorenzo Maier. Alberto Barbera, bentornato, iniziano i lavori per questa mostra, che mesi ci aspettano? Intensi, perché arriveranno come al solito tantissimi film, almeno 1500 lungometraggi e 1700 cortometraggi e abbiamo non più di 8-9 settimane per smaltire tutta questa mole enorme di film e completare la selezione. Da quello che avete visto, che annata si preannuncia per il cinema e per il cinema italiano? Allora, ricca in termini quantitativi perché la produzione è aumentata in tutto il mondo, ma mi sembra anche qualitativamente molto interessante, mi sembra una buona stagione, una buona annata.
Cannes è stata sicuramente l'edizione migliore degli ultimi anni e non dubito che anche a Venezia riusciremo a fare altrettanto bene. Da oggi è operativo al Lido di Venezia il direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Alberto Barbera, è pronto ad immergersi nella selezione dei film verso Venezia 80. C'è un investimento nel cinema di qualità e nel cinema d'autore molto importante. Quindi è ripartita anche la stagione dei festival a livello mondiale. Certo, sono curioso di vedere quanta gente verrà a Venezia, ma sono abbastanza sicuro che riusciremo a battere il record dell'anno scorso. Ci auguriamo che vengano completati i lavori al Casino con la nuova uscita di sicurezza al terzo piano e poi i lavori sono in qualche modo definitivamente conclusi. Quando ci sarà la presentazione del programma? Intorno al 25 luglio. Adesso per noi c'è il meteo, buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. La pressione rimane bassa, l'anticiclone non riesce a prendere possesso del nostro territorio, ma il tempo sarà ancora tutto sommato buono. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la grafica di mercoledì 7 giugno evidenzia un contesto decisamente soleggiato. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. In montagna nel pomeriggio saranno probabili dei rovesci o temporali a carattere sparso. Temperature in aumento, minime tra 15 e 18 gradi, massime tra 24 e 27 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia e Giulia, dove sarà soleggiato con cielo velato. Sulla zona montana, anche in questo caso, non si escludono dei temporali, specie nelle ore pomeridiane. Temperature minime sui 14-17 gradi all'incirca, massime intorno ai 24-26 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un'alternanza di nubi e tratti soleggiati, come ci mostra la cartina, con maggiore probabilità di piogge nella seconda parte della giornata. Temperature minime intorno ai 15-18 gradi, massime sui 25-29 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.